Ben ritrovati gentili amici, prima della sigla, come avevamo promesso, avevamo fatto il lancio, abbiamo ospite Giada Rossi che è venuta a trovarci direttamente da Tokyo, è sbarcata, chiaramente ha fatto la festa sabato qui a Zoppola, oggi è venuta da noi qui in ufficio, nella sede di Friuli TV per parlare, una chiacchierata, insomma 10 minuti, un quarto d'ora, per sentire da lei le emozioni dopo Tokyo 2020. Ma prima di parlare con Giada, chiaramente i nostri amici silenziosi e poi la sigla. Tra pochissimo, proprio questione di secondi. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Buon pomeriggio, dunque Giada Rossi, ospite di friulitv.net con la sua bella medaglia al collo e un bronzo, qualcuno dirà ma un bronzo che pesa parecchio, no Giada? Sì, è un bronzo che pesa veramente tanto, anche perché tornare a casa da una Paralimpiade con una medaglia è difficile. Tornare a casa dalla seconda Paralimpiade dopo aver vinto un altro bronzo a Rio e quindi riconfermarsi in qualche modo è ancora più difficile. Vincere in una gara a squadre è quello che poi vale quasi oro, quindi Certo. è stata veramente una grande soddisfazione, anche perché ci ha fermato solo la grande Cina e anzi siamo riusciti a vincere il doppio con le cinesi, quindi questa è stata una grande soddisfazione ed rende ancora più preziosa appunto questa medaglia. Paralimpiade 2020, perché chiaramente siamo nel 2021, ma a causa della pandemia si è dovuto gioco forza posticipare come tutti gli altri eventi che erano in programma appunto nel 2020, si è dovuti posticipare di un anno. Senti, Paralimpiadi che hanno dato veramente grande soddisfazione all'Italia, perché se non sbaglio quest'anno è stato stabilito un record di medaglie. Sì, è stato stabilito veramente un record perché c'è stata una pioggia di medaglie ed è anche un grande segno appunto di ripresa, perché appunto essendo state fatte le Paralimpiadi comunque con un anno di ritardo a causa comunque pandemia, ricominciare a fare competizioni a livello mondiale e vincere tutte queste medaglie è un grandissimo sogno, è una cosa veramente bella, è un bellissimo segnale. È stato fatto un record perché sono state vinte 69 medaglie e quindi è veramente un numero grandissimo. Senti, com'è nata la tua passione per il tennis tavolo? Ma è stata una passione un po' casuale, grazie alla mia insegnante di educazione fisica, la Marinella Ambrosio, che al quarto anno del liceo pedagogico è diventata mia insegnante di educazione fisica e come prima cosa lei mi ha riportato a fare attività sportiva, perché dall'incidente che avevo avuto nell'estate tra la terza media e la prima superiore al giorno in cui appunto è diventata lei mia insegnante, io non facevo educazione fisica a scuola con i miei compagni, quindi la prima cosa che ha fatto lei è stata proprio quella di riportarmi in palestra a fare sport, e poi da lì mi ha avvicinato al tennis tavolo perché mi ha detto perché non provi a fare tennis tavolo. Così sono andata un giorno, una sera nel 2012, era gennaio 2012, a Porcia, dove c'era una società, dove c'è tuttora la società, e ho iniziato lì a praticare tennis tavolo. Ho avuto poi la fortuna di conoscere il direttore tecnico della nazionale, Alessandro Arcigli, e tutti i tecnici che a Lignano Sabbiadoro, quindi rimango sempre in Friuli, e fare poi i primi campionati italiani. Da lì appunto mi sono avvicinato, ho iniziato a conoscere questo sport. Era appunto poi il 2012, quando si preparavano appunto le Paralimpiadi alla vigilia di Londra, no? Esatto, di Londra, e quindi io mi ricordo che avevo l'onore di poter partecipare
da esterna, appunto i primi raduni della nazionale, quando appunto loro si preparavano per Londra, tra cui appunto Michela Brunelli, che adesso è la mia compagna di squadra in nazionale, la persona con cui appunto ho vinto questo bronzo. E io, vedendo lei che si preparava e tutti quelli che adesso sono i miei compagni nazionali a prepararsi per Londra, mi si è accesa una lampadina, perché ho visto veramente cosa si poteva fare, che era uno sport organizzato, e da lì mi è iniziata appunto questa voglia di ricominciare a fare sport, di seguire poi il sogno di partecipare comunque a una Paralimpiade. Certo. Senti, io ho detto il peso, no, del bronzo, perché comunque una medaglia alle Olimpiadi è sempre una medaglia, chiaramente l'oro è quello che ambiscono tutti, però comunque portare a casa una medaglia è sempre, fa albo d'oro, come si dice in questi casi, fa storico, ma soprattutto è un vanto, perché comunque portare a casa una medaglia è sempre una cosa importante. Ecco, da atleta paralimpica, che significato dai a te stessa e a coloro che, diciamo così, cominciano a scoprire magari da poco quello che è lo sport paralimpico? Ma per me lo sport mi ha veramente ridato vita, e alla fine è una cosa veramente, un mezzo potentissimo per riappropriarci in qualche modo della propria vita, quindi sicuramente è importante sempre di più promuoverlo, far capire che abbattere sempre di più quelle barriere, proprio anche attraverso lo sport, quelle barriere che molte volte anche da persone disabili si pensa che siano barriere solo che gli altri ci impongono, quindi ragioniamo ci impediscono di fare le cose. In realtà è importante anche abbattere le barriere che noi abbiamo, perché si scopre che si possono fare tantissime cose, e cambiano probabilmente le modalità o i tempi con cui le facevamo prima, o i cosiddetti, diciamo, normodotati, gli altri le fanno, ma si possono sicuramente fare tantissime cose. Siamo persone con tantissime risorse, e attraverso lo sport queste risorse vengono sempre messe di più in evidenza, perché lo sport appunto è il mezzo attraverso il quale noi mettiamo in campo qualsiasi cosa, tutte le nostre potenzialità, ci anche raffrontiamo anche con quelli che ci confrontiamo, con quelli che sono i nostri limiti, ma soprattutto appunto voglio ribadire il fatto che abbiamo veramente tante potenzialità, e sta poi a noi cercare di sfruttarle al meglio, e mettere in campo tutto noi stessi per raggiungere degli obiettivi che hanno alla fine lo scopo principale di farci vivere la nostra vita il meglio possibile. Senti, la tua prima convocazione nazionale? La mia prima convocazione... La sensazione, quando ti è arrivata la chiamata per difendere i colori dell'Italia nel tennis tavolo? È stata un'emozione veramente grandissima, perché ero stata convocata proprio la prima volta per gli europei del 2013, e quindi mi ricordo che è stata un'emozione grandissima quando mi hanno consegnato la maglia, appunto, dove c'era scritto Rossi Giada Italia, da indossare, quindi era veramente un'emozione grandissima. Poi io comunque ho sempre fatto sport, e anche prima dell'incidente, tra l'altro proprio il giorno in cui ho avuto l'incidente nel 2008, avevo appena ricevuto una convocazione per la squadra regionale, quindi che era già a 14 anni un grande risultato. Quando poi mi sono trovata a ricevere la maglia dell'Italia col mio nome, e a poter appunto avere l'opportunità di rappresentare il mio paese, è stata un'emozione indescrivibile e grandissimo. Senti, ma è vero che si guadagna tanto in questo sport? Poi bisogna capire cosa intendo per guadagno. Ok, no, sicuramente ci arricchisce molto dal punto di vista, fare sport in generale ci arricchisce. Poi chiaro, se dobbiamo parlare dal punto di vista economico è un altro discorso, e si aprirebbe un mondo che non sta forse neanche a me toccare questo discorso. Sicuramente si fa tutto quello che si fa, lo si fa
non diciamo che non può essere il discorso economico il fine, o si fa perché si ambisce ad avere dei risultati, ad avere delle soddisfazioni personali. Poi sicuramente avere l'opportunità di vivere da atleta è un sogno che in qualche modo voglio raggiungere, perché darebbe una grande garanzia e ti dà l'opportunità di fare serenamente una cosa che ti piace, e anche appunto dedicandogli il 100%. Ecco, i tuoi giorni a Tokyo come sono stati? Cioè la famosa area all'interno del villaggio olimpico, no? Molto spesso si parla di questa particolarità, no? Come sono le Olimpiadi, cioè quello del respirare i cinque cerchi. Come li hai vissuti? Allora, rispetto a quelli di Rio, ovviamente a Tokyo c'è stata una Paralimpiade strana, perché ovviamente i protocolli imponevano un certo tipo di comportamento, quindi ogni mattina noi ci svegliavamo con il pensiero del tampone salivare, del consegnare il tampone, del compilare tutta una serie di applicazioni prima di uscire dal villaggio per le gare, eccetera. E poi appunto anche i contatti con persone di altre nazioni per appunto dover rispettare i protocolli sono stati limitati. Nonostante questo, comunque la Paralimpiade veramente è qualcosa di grande, perché ti rendi veramente conto solo quando ci sei lì dentro, e soprattutto in quei giorni, di essere al centro del mondo, e soprattutto di incontrare veramente persone da tutto il mondo. E quindi anche alla cerimonia di apertura è stato bellissimo, perché proprio nei momenti dove eravamo fuori dallo stadio, nei momenti in cui eravamo lì con tutti gli altri partecipanti, vedevi veramente anche gli usi e costumi delle altre nazioni. Ci è rimasto impresso l'Indonesia, di come erano vestiti in maniera tradizionale, perché erano appunto i nostri vicini di sfilata, o comunque eravamo nella zona lì ad aspettare, ed è bello appunto come respiri appunto un'area di festa in tutto il mondo e tutte le tradizioni dei vari paesi. Senti, all'interno, abbiamo visto che all'interno ad esempio della nazionale in generale, no, dei nostri portacolori durante la prima fase dell'Olimpiade che si è svolta in precedenza rispetto alla Paralimpiade c'è magari il personaggio, no? Quello che fa in un certo senso, non dico solo folklore, ma anche attira in un certo senso il telespettatore a guardare poi le gare. Ecco, c'è un po' anche all'interno del vostro gruppo qualche diciamo influencer, visto che va tanto di moda, che attira insomma a seguire gli atleti paralimpici impegnati nelle varie discipline. Faccio un esempio, Bebe Vio, tanto per citarne una. Sicuramente lei comunque è una di queste persone, perché alla fine è un personaggio a livello comunque mondiale, quindi non solo italiano, e sicuramente è una grande risorsa, perché pone appunto l'accento su quello che è il mondo paralimpico, e alla fine divulga appunto tutti questi messaggi del mondo paralimpico. Quindi sicuramente averla come atleta italiana e avere appunto lei, che è comunque un personaggio a livello mondiale, può essere appunto un qualcosa di importante e di catalizzatore alla fine di emozioni, o comunque di tutti quelli che sono i valori paralimpici. Poi ci sono sicuramente altri personaggi a livello italiano che hanno appunto questo sbocco. Basta pensare anche a Martina Caironi, che è stata comunque eletta anche tra le atlete come rappresentante comunque degli atleti all'interno del Comitato Internazionale Paralimpico. E anche se noi pensiamo anche alla finale che hanno fatto di atletica, quindi a un podio tutto italiano, è un risultato veramente storico e bellissimo, perché comunque vuol dire che anche come italiani abbiamo un certo peso a livello... Soprattutto negli ultimi anni, permettimi di dire, negli ultimi anni lo sport paralimpico sta dando veramente grandi soddisfazioni, non solo alle Paralimpiadi, ma anche nei vari campionati poi che si svolgono sia a livello continentale che
mondiale, dove i nostri atleti veramente stanno onorando quello che è la bandiera tricolore o l'azzurro, come viene classico dire. Sì, esatto, è un movimento che sta sempre di più crescendo e soprattutto sta crescendo anche a livello proprio tecnico e ha sempre di più un peso mondiale, quindi sicuramente siamo invidiati, siamo studiati e questo è il bello, c'è sempre di più l'aspetto sportivo e quindi le prestazioni sportive vengono sempre di più messe in luce. Allora, 2 domande poi ti lascio. Sabato c'è stata questa bella festa qui a Zoppola dove tutta la comunità ha partecipato, non solo la comunità locale ma l'intero Friuli, insomma, ha presenziato per onorarti e per ringraziarti, perché oltre ad aver rappresentato l'Italia ha rappresentato una terra come il Friuli che ha una sua caratteristica, no? Nei momenti di difficoltà noi siamo quelli che sappiamo tirare fuori in noi stessi in maniera chiara e trasparente. Sì, è stata una festa bellissima e devo dire che proprio forse questa condivisione che si crea ogni volta, ma non solo al rientro, perché al rientro magari è facile anche festeggiare, però proprio io mi porto dietro Zoppola, mi porto dietro il Friuli, sempre tutte le trasferte, perché c'è una condivisione da sempre e sempre, quindi io veramente quando gareggio mi porto questa voglia di uscire dalle difficoltà che ci caratterizza come proprio friulani, e questa voglia di andare sempre oltre l'ostacolo, perché so che non sono mai sola, che c'è una squadra grandissima e che c'è un sostegno immenso, che alla fine appunto questa condivisione, questo sostegno diventa la più grande ricchezza e quella molla che ti fa sempre andare avanti e ti fa dare sempre il meglio. Chiaramente la stagione per la nostra ospite non si è conclusa, nel senso che il bello deve ancora venire, come si dice in questi casi, e soprattutto l'appetito viene mangiando in un certo senso. Ci sono già, immagino, delle scadenze per quanto riguarda le varie attività legate alla tua disciplina, non so se sono i campionati di categoria piuttosto che quelli europei e via dicendo. Sappiamo che comunque non starai ferma, questa è la cosa importante. No, assolutamente, adesso si è chiuso questo quadriennio, diciamo, olimpico che è durato 5 anni e se ne apre un altro che sarà più breve, perché alla fine Parigi... si dice che il 3 è il numero perfetto, no? Okay, perfetto, quindi siamo qui pronti per lavorarci. E ancora, sempre per un discorso di Covid, non sappiamo ancora le modalità delle prossime gare, sappiamo che il prossimo anno dovrebbero esserci i mondiali e nel 2023 gli europei, e quindi ancora diciamo l'attività non sappiamo ancora come sarà organizzata e sicuramente adesso farò un periodo di riposo, però dai primi di novembre, dai primi di ottobre anzi sarò sicuramente pronta a ricominciare l'allenamento e a prepararmi per i prossimi impegni. Insomma, noi ci auguriamo, Giada, che di intervistarti altre volte, magari con altre medaglie, e a volte, diciamo così, anche se non ci sono le medaglie, l'importante è una frase fatta, no? L'importante è partecipare, però chiaramente da sportivi, anche se il sottoscritto, come potete vedere, da un po' ha attaccato lo sport al chiodo, come si dice in gergo tecnico, però insomma, chiaramente poi escono i canini, no? Come si dice nel gergo sportivo, e chiaramente non vai di solo per partecipare, però insomma sappiamo che sei una che quando gli dai la racchetta in mano non si ferma, no? Davanti all'ostacolo. Sì, ovviamente per fare il lavoro che sto facendo devi avere sicuramente un obiettivo grande, se no non ti metteresti mai in palestra 6 ore al giorno più tutto quello che ne viene appunto, però chiaro che comunque partecipare a una Paralimpiade è sempre una cosa grandissima, perché noi veramente ogni mattina ci ricordiamo che il mondo è grande e poter partecipare a un evento del genere ed essere parte di quell'evento è una grande soddisfazione. Poi puntiamo sempre al massimo e quindi lavoriamo per quello, ecco. Certo, io vedo dietro le quinte che c'è anche il sindaco di Zoppola, Francesca Papais, se il sindaco vuole venire a dire 2 parole anche lei, giusto per sentire un po' la voce, no, del primo cittadino, le lascio, anzi mi sposto leggermente così con la sedia, no, venga pure di qua,
le lascio, si sieda pure, il bello della diretta è questo. Prego, si sega lì, faccio io, la recupero dalla sedia e poi insomma 2 battute anche da parte del sindaco ci vuole, no? Nel senso che Zoppola, abbiamo sentito dalla viva voce di Giada, ha vissuto alla grande questa sua impresa, ma già nel 2016, ma già da quando Giada ha cominciato, insomma, i zoppolani, no? O zoppolesi, zoppolani hanno cominciato a seguirne, no? Le sue vicende sportive e l'hanno sempre incoraggiata direttamente o indirettamente. Lei in qualità di primo cittadino cosa vuole esprimere a Giada e soprattutto anche a coloro che ci stanno guardando da casa? Beh, noi vogliamo bene a Giada e la ringraziamo perché Giada è ovviamente una persona che ci riempie di orgoglio, un atleta che ovviamente è un'ambasciatrice nel mondo, questo lo diciamo sempre, però secondo me è anche un'educatrice e sta proprio nel concetto, nell'etimologia del termine educare, educere, tirar fuori le potenzialità inespresse anche di una comunità. E lei riesce a creare questo piccolo grande miracolo. Sabato pomeriggio era pieno di persone, di volontari che si sono impegnati affinché la festa riuscisse al meglio. Tra queste c'era una bambina, Irene, che era tutta indaffarata, trafelata, c'erano gli alpini, c'era la protezione civile, i dipendenti del comune, volevano che tutto fosse perfetto per lei, ma c'era anche tanta gente comune che chiedeva, si avvicinava o comunque rallentava, diceva avete bisogno di una mano, possiamo fare qualcosa. E poi una festa che esplose in modo naturale, che l'avremmo fatta comunque anche se non avesse vinto. È ovvio che con questa medaglia è ancora più bella, ma già da questa grande forza. Poi è un'anima bella, lei riesce a trasmettere questa energia che ha innata e quindi insomma siamo molto orgogliosi di lei, lo dico sempre, una delle espressioni più belle della nostra comunità, è un grande esempio, un grande orgoglio. Non vedo l'ora, mercoledì sarà il primo giorno di scuola, di salutare i bimbi proprio partendo da Giada, dicendo, come ho già detto anche nel 2016, sapete che questa scuola è stata frequentata da una campionessa. Ecco, i bambini hanno bisogno di esempi, la nostra comunità ha bisogno di esempi e Giada è veramente un grandissimo esempio per tutti. Bene, grazie a Giada Rossi, pluricampionessa per quanto riguarda il tennis tavolo paralimpico. Abbiamo insomma capito da lei quello che è l'emozione dello sport fatto con la S maiuscola e con tanta volontà, tanta grinta che poche parole non possono descrivere, come si dice, a 360 gradi. E come ti ho già detto, insomma, già gli auguri per le prossime immediate future vittorie per quanto riguarda insomma la tua categoria e come portabandiera in un certo senso anche della nostra regione, come magari ambasciatrice, possiamo dire questo, no? Signor Sindaco, ambasciatrice del Friuli a livello mondiale. Saluto chiaramente anche il sindaco di Zoppola, Francesca Papais, che ha partecipato a questa diretta. Ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione all'ascolto. Per quanto riguarda gli appuntamenti con Friuli TV nel corso della giornata, gli aggiornamenti in cronaca sul nostro sito www.friulitv.net, altrimenti come sempre finestre informative nel corso della serata se sarà richiesto, perché la cronaca magari vorrà intervenire e raccontarci quello che accade in Friuli Venezia Giulia. Ancora voi un po'. Io te ne posso permettere un attimo, solo una precisazione perché ci tengo molto. Prego. Giada è di Zoppola, ovviamente, Friuli Venezia Giulia, provincia di Pordenone, ma è anche 100% Coicico. Dobbiamo sottolinearlo questo perché lei ha un'intera comunità che la sostiene. E se arrivate proprio dalla statale 13 Pontebana vedrete un bellissimo manifesto che proprio i suoi concittadini le hanno dedicato. Ci tengo perché insomma suo fratello Simone nel 2016 è entrato in Maracanã con una bellissima maglietta con scritto 100% Coicico. Non è da tutti, insomma le tradizioni devono rimanere vive, no? Come si dice in questi casi. Bene, non resta che salutarvi, augurare a tutti voi un buon procedimento di giornata e come si dice dalle nostre parti, mandi e alla prossima. Mandi.